Dunque, le ultime, ricordava il collega ricordava il risultato delle ultime politiche. In parte probabilmente l'elettorato potrebbe essere stato drenato dal voto di protesta che è confluito su Grillo, che vi ha un po' scavalcato su questi temi della legalità e ora sembra un po' lui il paladino del rispetto della legge. Allora le domando qual è la differenza, perché dovrebbero gli elettori preferire l'Italia dei Valori a Grillo che fa battaglie analoghe e con molta forza, e se realmente, e poi anche un'altra cosa, Di Pietro tempo fa manifestava una certa simpatia, c'era un certo feeling verso Grillo, anche ricambiato in alcuni momenti. Come vi ponete nei confronti del Movimento 5 Stelle, se vi piacerebbe dialogare con loro, allearvi in futuro? Ma guardi, c'è una differenza sostanziale tra il Movimento 5 Stelle e l'Italia dei Valori. Il Movimento 5 Stelle sta facendo protesta, ma è anche entrato nelle istituzioni con 150 parlamentari e non è riuscito a fare alcun tipo di proposta. Sono saliti sui tetti, sono stati nell'aula, ma non c'è un solo provvedimento, una sola iniziativa legislativa che sia andata a buon fine. Anche quella storia, per intenderci, del capo dello Stato, dell'impeachment. Bene, se il Presidente della Repubblica oggi si chiama Giorgio Napolitano è perché Grillo non ha voluto votare altri, quindi di fatto perché non assumersi le responsabilità di ciò che si fa. La verità è che Grillo continua a urlare sempre più forte con la convinzione che più gridi più fai consenso. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo fatto una scelta completamente diversa, siamo entrati in Parlamento, abbiamo fatto battaglie fortissime. Se non c'è il nucleare nel nostro Paese, perché abbiamo portato avanti un referendum votato dal 95% degli italiani, legittimo impedimento, l'acqua pubblica insieme ad altre associazioni, abbiamo fatto la raccolta di firme per contro il Porcellum, cioè abbiamo fatto iniziativa e proposta, quella che manca nell'iniziativa di Grillo, per cui il dialogo con Grillo ci potrà essere nel momento in cui passerà dalla protesta alla proposta. Noi crediamo che nel nostro Paese non ci sia più niente da distruggere. Grillo parla di distruzione, ma più distrutti di come siamo in Italia, credo che non ci sia altro da fare. Oggi bisogna proporre, non a caso Grillo ha litigato con Pizzarotti a conferma di questa tesi, perché Pizzarotti ogni tanto vinci pure e Pizzarotti è diventato sindaco. Quando Grillo gli ha detto ma guarda devi fare opposizione, Pizzarotti ha risposto no, veramente dovrei governare la città perché devo dare risposte ai cittadini. Allora la politica è protesta da un certo punto, in un certo momento storico, ma devi passare alla proposta. Io oggi da Grillo proposte continuo a non sentirne e quindi francamente la differenza è sostanziale. Italia dei Valori è sempre stata in Parlamento per portare avanti le idee, a partire dalla corruzione, contro la corruzione, per la legalità. Aggiungo, oggi Grillo si erge a paladino della legalità, ma qualche mese fa dichiarava che a lui questi magistrati facevano paura e oggi dice invece che i magistrati vanno avanti perché c'è lui. Noi che nasciamo da quella stagione di Mani Pulite che tra l'altro fu fermata e oggi abbiamo capito anche perché è stata fermata, perché doveva continuare Tangentopoli insieme addirittura con le stesse persone. Non ci siamo mai permessi di dire che i magistrati andavano avanti perché c'era l'Italia dei Valori, perché i magistrati vanno avanti perché fanno il loro dovere. Poi c'era una forza politica, questa sì, Italia dei Valori, ci hanno detto tutti colori che eravamo manettari, giustizialisti, in realtà non facevamo altro e lo possiamo dimostrare con gli atti fatti in Parlamento di voler lottare la corruzione per affermazione della legalità, perché vedete non è un problema di galera, di restringimento di libertà personale, è un problema economico. Il rispetto della legge nel nostro Paese porterebbe l'economia ad andare avanti. Oggi l'Italia va male perché nessuno rispetta la legge, non c'è la certezza della pena, non ci sono regole certe e quindi chi ha i soldi in Italia li investe all'estero e chi dall'estero vuole investire in Italia si guarda bene perché capisce che alla fine senza regole certe non può certamente garantire il proprio investimento. Grazie Messina, le chiederei risposte un pochino più brevi così riusciamo a fare più domande. Fabrizio Nicotra del Messaggero. Allora, buonasera, io vorrei continuare sullo stesso tema della collega. In passato, oltre ad accusarvi di essere giustizialisti, vi hanno spesso accusato anche di essere populisti. Oggi il Presidente Napolitano torna sul rischio di una ipotetica o possibile prevalenza dei movimenti populisti a queste elezioni europee. Intanto le chiedo se lei condivide questo allarme, penso a Farage in Gran Bretagna, alla Le Pen in Francia, alla Lega e a Grillo in Italia e di nuovo le chiedo, però Grillo vi ha sottratto un certo numero di battaglie, penso per esempio anche voi in passato siete stati protagonisti di duri scontri con Napolitano.
e adesso è Grillo che porta... La domanda, per favore. Benissimo. Quindi lei teme questo rischio e di nuovo le chiedo come si differenzia l'Italia dei Valori da Grillo? Allora, ribadisco che non sono stato particolarmente chiaro, felice nell'espressione. Detto questo, innanzitutto noi riteniamo che essere in Parlamento e nelle istituzioni comporti la necessità di assumere responsabilità. Io le faccio una dimostrazione. Si parla oggi di corruzione. Io non ho visto un'azione portata avanti da Grillo all'interno del Parlamento. Sono lì da un anno con 150 persone. Se in Italia sono stati recepiti i trattati europei di Strasburgo dopo 10 anni, perché erano del 99 ed erano una sulla corruzione civile, una sulla corruzione penale, bene, lo si deve all'Italia dei Valori nella precedente legislatura e abbiamo presentato 2 disegni di legge e sono stati recepiti i trattati. Di contro, per esempio, rispetto alla corruzione, sapete perché oggi non c'è una legge valida contro la corruzione in Italia? C'era Severino che è venuta fuori. L'Italia dei Valori votò contro quella norma, pur essendo una legge anticorruzione, perché sono stati bocciati 42 emendamenti che l'Italia dei Valori presentò in Parlamento nella scorsa legislatura. Cosa prevedevano quegli emendamenti? Prevedevano una cosa molto semplice, la reintroduzione del falso in bilancio, la seconda cosa, la possibilità di confisca a corrotti e corruttori dei loro patrimoni, l'allungamento dei termini di prescrizione per consentire ai magistrati di poter operare. Tutto ciò che oggi chiede il magistrato Cantone chiamato a fare il controllore dell'Expo. E stiamo attenti, non è che c'è solo l'Expo, ci sono migliaia di piccole Expo in Italia. Bene, ecco, queste si devono all'Italia dei Valori, non corrisponde a ciò che ha fatto Grillo. Allora, vede, questo è il tema vero. Il populismo non è da temere, il populismo non serve nel momento in cui non si traduce in un'azione politica. Qui stanno cavalcando tutti il disagio, il malcontento, le difficoltà che i cittadini italiani hanno, perché la gente non arriva a fine mese, ma ancora un provvedimento per i lavoratori non è stato fatto, per le famiglie non è stato fatto. E allora il tema vero è il populismo fine a se stesso non serve a niente. A me sembra che Grillo oggi stia facendo populismo fine a se stesso. Vedete come affronta alcuni temi. Partiamo da quello dell'immigrazione che sta colpendo il nostro Paese con molta forza in questo momento. Bene, Grillo a un certo punto i suoi parlamentari dissero che andava eliminato il reato di immigrazione clandestina e a quel punto lui disse no grazie, attenzione perché perdiamo voti. Cioè sostanzialmente il problema non è un problema politico, però l'interesse è a far cassetta per fare voti in più. Non ha sottratto nessuna battaglia all'Italia dei Valori, l'Italia dei Valori continua a fare le sue battaglie, oggi fuori dal Parlamento, quando eravamo in Parlamento e se ne accorgevano tutti. Senti, è vero che parliamo di una campagna per elezioni europee, però rileva anche sapere un po' la vostra opinione più in generale. Allora le chiedo, il governo Renzi sta facendo bene e per il futuro è ipotizzabile, sognate una riedizione aggiornata naturalmente della mitica foto di Vasto, che ormai sembra risalire a un'era geologica, sì, ma però insomma per capire anche come vi orientate nei confronti del governo. Che poi quella famosa foto di Vasto, se si fosse realizzata, oggi sarebbe un governo che governerebbe tranquillamente con dei numeri solidi in Parlamento e forse parleremmo di un'Italia diversa, ma d'altronde non possiamo guardare al passato, dobbiamo pensare e guardare in avanti. Io devo dire, io mi auguro, noi siamo rientrati nella coalizione di centrosinistra in tutte le realtà dove si va al voto, peraltro, che poi era la nostra collocazione naturale, non in rapporto di subordinazione col Partito Democratico, sia chiaro, perché noi portiamo avanti le nostre idee, ma con una logica di confronto per costruire insieme un percorso di governo del Paese. Lo abbiamo fatto in Abruzzo, lo abbiamo fatto in Piemonte, solo per citare le ultime. Siamo in coalizione a Firenze, dove l'Italia dei Valori è l'unica lista alleata al Partito Democratico a sostegno del candidato, insieme alle liste civiche, del candidato del Nardella. Ma detto questo, Renzi io mi auguro quindi che ce la faccia, però agli spot che sono buoni devono essere portati anche i contenuti, che in questo momento a me non sembra che ci siano. Pensare a vendere 150 auto blu è uno spot straordinario, ma ce ne sono 60.000 in Italia. Se dobbiamo intervenire seriamente vendiamone un numero cospicuo e non solo quelle magari da rottamare. Sul lavoro, citavo prima, per noi è fondamentale investire sulle piccole e medie imprese che sono il perno dell'economia italiana. È inutile dare 80 euro, utile per chi li prende e questo va benissimo,
però ci sono tante altre persone in Italia che non hanno nulla. Io penso a quei 4 milioni e mezzo di indigenti in Italia che non hanno un reddito, non hanno nulla, che girano per le strade delle nostre città, spesso a rovistare nei cassonetti. Ecco, sono 4 milioni e mezzo di persone che secondo l'Istat non hanno la possibilità di fare un pasto regolare ogni 2 giorni. Dovendo dare quegli 80 euro, va bene darli, ma bisogna immediatamente fare in modo che chi non ha nulla abbia qualcosa. Oggi noi, per esempio, abbiamo proposto, trovando i fondi, perché poi anche questo deve finire, il fatto di dire vabbè, non si può fare perché dove prendo i fondi? L'abbiamo citato prima, 60 miliardi di corruzione, 120 miliardi di evasione fiscale. È chiaro che se però gli evasori fiscali, anziché condannarli a pagare, li facciamo andare ai servizi sociali 10 giorni con le condanne passate in giudicato e poi in giro per l'Italia a fare tra statisti e politica, non funziona. Questo è un danno che creiamo alla collettività, un messaggio drammatico che diamo agli onesti del nostro Paese, perché alla fine passi per furbo quando vai a violare la legge e chi invece è onesto passa per fesso. Bene, ecco, tutte queste cose. Noi oggi abbiamo proposto di dare al popolo le partite IVA. Sono 3 milioni e mezzo di persone, prevalentemente giovani, che non hanno una partita IVA perché hanno un'azienda, ma perché sono costretti, perché sono finte partite IVA, nel senso che servono per andare a lavorare in un lavoro subordinato mascherato. Bene, che hanno un reddito inferiore a 26.000 euro. Noi prevediamo di dare a ognuno di questi 100 euro al mese. Come facciamo? Troviamo anche i fondi. Abbiamo fatto proprio oggi la manifestazione qui a Roma. I fondi ci sono nel Fondo Unico Giustizia. Il Fondo Unico Giustizia prende quelle risorse che arrivano dai beni confiscati alla mafia. I beni confiscati alla mafia in questo momento sono circa 80 miliardi di patrimonio. Non esiste nemmeno un albo, tra parentesi. Bene, di questo patrimonio 2 miliardi e 300 milioni di euro sono contanti e titoli di Stato, depositati nel Fondo Unico Giustizia. Allora noi abbiamo detto, ma visto che non li prende nessuno questi soldi, vogliamo dare un messaggio straordinariamente forte. Sottraiamo alla mafia e diamo ai giovani per fare occupazione 100 euro a persona in 3 milioni e mezzo, anche perché se questi fondi non si utilizzano viene da pensare che qualcuno preferisce mettere le tasse e prendere dalle tasche degli italiani anziché utilizzare i soldi della mafia. Ecco, vede, queste cose noi non contestiamo e rileviamo e in questo senso vogliamo confrontarci perché riteniamo che ci siano tantissime cose da fare, ci siano le risorse per farle, ma ci voglia la volontà di fare una svolta netta in questo Paese, puntare alle fasce sociali più deboli, piccole e medie imprese e all'economia vera del nostro Paese.